Buongiorno a tutti. Alleluia, ancora un altro giorno nella presenza del Signore, amen. Che gioia, vi invito cortesemente di prendere i vostri posti, iniziamo il nostro culto, amen. Quanto è bello essere insieme, abbiamo aspettato tutta la settimana per questo, amen. Vi invito ad aprire la vostra Bibbia in Salmi 23. Buongiorno a te che sei a casa, che la pace del Signore sia lì con te oggi. Amen. E ti invitiamo domenica prossima a stare qui insieme a noi. Alleluia. Salmi 23. Fratelli, per cortesia, prendete i vostri posti. Iniziamo. Amen. Salmi 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu prepari davanti a me la mensa, al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen. Alleluia. Io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Noi non temiamo, Signore, non abbiamo niente di cui temere, perché tu sei con me. Prepari davanti a me una tavola, ungi il mio capo e mi fa traboccare. Alleluia. Trabocca la tua presenza in noi, trabocca la tua unzione in noi, trabocca, Signore, riempici fino a traboccare, riempici fino a traboccare, trabocca la tua presenza in noi, fa traboccare, Signore, riempici fino a traboccare, Signore. Caro Gesù, noi siamo qui oggi riuniti nella tua presenza per te, Signore. Tu sei la nostra motivazione, tu sei lo scopo, Signore, tu sei la ragione per la quale noi siamo qui stamattina, Signore. Noi vogliamo stamattina fare a te un trono di lode, un trono di gloria. Vieni, prendi il tuo posto, Signore, ricevi tutta la lode, tutta la gloria, tutta l'adorazione. Noi vogliamo adorarti intensamente, noi vogliamo festeggiare nella tua presenza, Signore Gesù, perché tu sei degno di lode, degno di gloria, tu sei degno, Signore, solo tu sei degno. Gesù Cristo, Figlio di Dio, sovrano, colui che era, chi è e chi verrà, colui che ha dato la sua vita nella croce per ognuno di noi. Tu sei degno di lode, tu sei degno di gloria, e noi siamo qui oggi, Signore, per adorare te, per glorificare il tuo nome, per dichiarare davanti a tutto il mondo spirituale che sulla nostra vita, sulla nostra casa, sulla nostra chiesa, solo tu sei Dio, non c'è nessun altro, Signore, solo tu sei Dio. Alleluia. Solo tu sei Dio e noi ti glorifichiamo, solo tu sei Dio e noi ti adoriamo, Signore. Alleluia. Vieni, Signore, ricevi
Vieni, Signore, ricevi, prendi il tuo posto. Vieni, Signore, che i tuoi vestiti, Signore, possano riempire questo luogo, Signore. Oh, la tua Chiesa alzerà la voce, Signore, per adorare te stamattina. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, alleluia, 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 alleluia. Adoriamo il Signore. Cantiamo tutti insieme. Possiamo sentire solo le voci? Il più forte che puoi. Cantiamo. Alleluia. È il Signore che regna su noi. Alleluia, è il Signore che regna su noi. La chiesa, forte.
Apriamo. Apriamo i nostri cuori, in te è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Che il nostro grido sia il tuo inno, la tua gloria riempi il cielo, noi siamo qui per te. Dio, siamo qui per te. La tua parola che è potenza trasforma morte in vita, noi siamo qui per te. Oh Gesù, noi siamo qui per te. Cantiamo forte. Apriamo i nostri cuori, in te è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Apriamo i nostri cuori, in te è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Forte. Riceviamo qui, oh Dio di amor, sei benvenuto qui. Ti riceviamo qui, oh Dio di amor, sei benvenuto qui. Che ogni cuore ti adori, ci sia un risveglio, oh Dio di amor, sei benvenuto qui. Che ogni cuore ti adori, ci sia un risveglio, oh Dio di amor, sei benvenuto qui. Apriamo i nostri cuori, in te è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Apriamo i nostri cuori, in te è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Alleluia. Celebriamo.
che ci sono tanti che sono lì ingessati, no? E adesso noi faremo una prova. Io voglio vedere tutti quanti ballando e festeggiando nella presenza del Signore. Amen. Noi siamo nella presenza del Padre, c'è libertà nella presenza del Padre. E adesso facciamo una prova. Cantiamo tutti insieme. Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida. Dai, più forte. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Ancora. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Grida amen. Grida amen. Grida amen. È meglio un giorno a casa che 1000 lontano da te. Tu sei la mia gioia, Dio, in te tutto è nuovo, cancelli il passato, non c'è più tristezza. Tu sei la mia gioia, Dio, tu sei la mia gioia, Dio. Alleluia. Tu sei la mia gioia. Tu sei la mia gioia. Tu sei la nostra. Tu sei la mia gioia. E la tua gioia è la mia forza. Alleluia. Oh gloria, 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 gloria. Oh alleluia, alleluia. Paolo ci dice: rallegratevi nel Signore, non nelle circostanze, ma nel Signore, perché Lui è la nostra speranza. Amen. Dove è messa la tua gioia? Cosa ti dà gioia? Rallegriamoci nel Signore. Anche se va tutto male, noi sappiamo che c'è una vita eterna che ci aspetta. Amen. I problemi ci sono e ci saranno sempre. Non saremo mai liberi dai problemi. Ci saranno sempre delle lotte nel nostro quotidiano. Ma quando noi guardiamo il Signore, quando i nostri occhi sono fissi nel Signore, quando la nostra gioia non va in accordo con le circostanze, ma la nostra gioia è in Lui, per tutto quello che Lui è, per tutto quello che Lui è, noi passiamo per le lotte molto più tranquillamente. Perché Lui è il motivo della nostra gioia. Questa musica noi la cantavamo tanto tempo fa e io volevo ricordare con voi. E dice così: Gesù, tu sei il centro di tutto. Gesù, tu sei il centro di tutto. Dall'inizio alla fine sempre sarai, lo sei sempre stato, Gesù. Gesù, Gesù tu sei, cantiamo ancora. Gesù tu sei il centro di tutto.
tu sei il centro di tutto, dall'inizio alla fine, sempre sarai, lo sei sempre stato, Gesù. Gesù, niente più importa, niente al mondo, niente al mondo importerà. Gesù, tu sei il centro, tutto gira intorno a te. Gesù, tu sei, niente più importa, niente più importa, niente al mondo importerà. Gesù, tu sei il centro, tutto gira intorno a te. Gesù, tu sei. Dichiariamo a Lui. Tu sei il centro della mia vita, tu sei il centro della mia vita, dall'inizio alla fine, sempre sarai, lo sei sempre stato, Gesù. Gesù. Possiamo cantare ancora una volta? Tu sei il centro della mia vita. È una dichiarazione forte questa. Tu sei il centro della mia vita, dall'inizio alla fine, sempre sarai, lo sei sempre stato, Gesù. Gesù, oh Gesù, Gesù, niente più importa, niente al mondo importerà. Gesù, Gesù, tu sei il centro, tutto gira intorno a te. Gesù, tu sei, niente più importa, niente al mondo importerà. Gesù, tu sei il centro, tutto gira intorno a te. Gesù, tu sei. Tu sei il centro della tua chiesa. Cantiamo. Tu sei il centro della tua chiesa. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che tu sei Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Dichiara il tuo nome. Gesù, oh, Gesù, Gesù, Gesù. Nome più dolce, Gesù, nome più santo, Gesù.
Metti la mano sul tuo cuore adesso. Metti la mano sul cuore così. E dichiara al Signore: tu sei il centro della mia vita. Tu sei il centro della mia vita. Dall'inizio alla fine, sempre sarai, lo sei sempre stato, Gesù. 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 Oh, tu sei il centro della mia vita. Tu puoi dichiarare questo al Signore. Dall'inizio alla fine, sempre sarai, lo sei sempre stato, Gesù. 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 Vogliamo, Signore, offrirti tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo davanti a te, Signore. Noi consegneremo in questo momento le nostre decime, le nostre offerte, ringraziandoti perché tutto quello che abbiamo è venuto dalle tue mani. Ti ringraziamo, Signore, perché niente ci manca e niente ci mancherà finché tu sia il centro. Tu sei il centro. E niente più importa. Noi abbiamo appena dichiarato, Signore, niente più importa. E noi dichiariamo che niente ci importa, perché tu sei il centro. Ti ringraziamo e te lo diamo per ogni cosa che abbiamo. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Potete consegnare qua davanti, amen, con gioia nel cuore, ringraziando il Signore perché fin qui venite con gioia, in attitudine di adorazione. Tua presenza in me è l'aria che respiro. Cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Stare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore.
voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te, non voglio altro che te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Tua presenza in me è l'aria che respiro, cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Stare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. Voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Salve le voci. Voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Io voglio stare con te. Non voglio altro che te, Gesù. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Alleluia, Gesù.
non sono degno di maestà, ma tu mi avvolgi in regalità. Le mie corone lancio ai piedi tuoi. Tu sei santo, santo, la mia vita offro poggiati, perché degno, così degno sei. Il volto tuo io cercherò, poiché il tuo sangue mi riscattò. Io mi arrendo davanti al Re, e ciò che sono consegno a te. Le mie corone lancio ai piedi tuoi. Tu sei santo,
insieme agli angeli. Solo tu sei santo, santo. Oh, solo tu sei santo e nós te adoramos. Oh, glória a te, Jesus. Glória a te, Jesus. Solo tu sei santo, nessuno è pari, nessuno è uguale a te. Tu sei l'unico Dio sovrano. Oh, alleluia. Nessuno si può paragonare a te. Oh, il tuo nome è stato innalzato al di sopra di ogni nome. Non c'è un nome santo come il tuo. Tu sei Dio, Dio, Dio. Oh, dall'eternità tu sei Dio, alleluia. E tu regnerai per sempre. Tu sei seduto sul trono a destra del Padre e la tua Chiesa innalza il tuo nome. La tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti onora, Signore Gesù, perché solo tu sei Dio. L'agnello di Dio sei Gesù, l'unico degno di aprire i sigilli, alleluia. Oh, colui che è lì a destra del Padre intercede per noi. Colui che un giorno tornerà, irrapirà la sua Chiesa e ci porterà in cielo insieme a te, Gesù. Oh, noi aspettiamo ansiosi questo giorno, il giorno che noi saliremo con te e che noi celebreremo con te. Alleluia, che noi festeggeremo nella gloria, in eterno, senza fermarsi mai. Noi saremo lì alla tua presenza, contemplando la tua bellezza, contemplando la tua gloria. Oh, gloria, alleluia, alleluia, alleluia. Gesù, Oh, ricanta la rabasceria, sei tu, e rialza la rabasceria, canta la mano. sei tu. Noi saremo davanti a te, contempleremo la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria. Contempleremo la tua gloria. La terra brama. Oh, santo, 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 santo. Solo tu sei santo, Signore Gesù. Santo è l'agnello che è sul trono. Tu puoi cantare insieme al cielo. Oh. Santo, santo è l'agnello che è sul trono. Oh, gli angeli cantano insieme a noi. Santo, oh santo, santo, santo. Santo sei tu, Gesù, degno di lode. Oh santo, insieme, insieme al cielo innalziamo un canto eterno al Re. Oh, santo, 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 santo. Chi è santo? Santo è il Signor, santo, 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 santo è il Signor. A Lui sia la lode, la gloria e l'onore, a colui che vive in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu sei santo, santo, santo. La tua Chiesa ti adora, Gesù. La tua Chiesa ti adora, Gesù. Alleluia. Amém. Chi è santo? Chi è santo? Chi è santo? Possiamo dichiarare Gesù forte. Chi è santo? Gesù. Chi è santo? A Lui sia la lode, la gloria e tutta l'adorazione per i secoli dei secoli dei secoli. Amém.
Applaudiamo il Signore, forte. Glória a Dio. Amém. Potete accomodarvi per favore? Glória a Dio. Chi è felice stamattina? Alza la mano così. Chi è felice? Alza la mano. Siete felici? Noi siamo il popolo più felice della terra. Amen. E noi siamo qui oggi per lodare e glorificare il nome del Signore. Cosa sei venuto a fare qui oggi? Vi porgo la stessa domanda delle altre domeniche. Hai pensato a questo? Cosa mi porta alla Chiesa? Avete meditato un po' su questo? Avete pregato per il culto? Avete creato delle aspettative? Io voglio arrivare lì domenica e voglio essere toccato dallo Spirito Santo. Io voglio lodare il Signore intensamente. Io voglio che la parola mi confronti. Io voglio che la parola tocchi il mio cuore. Io voglio che la parola mi possa lavare, trasformare. Cosa hai pensato durante la settimana? Cosa ti ha mosso ad essere qui oggi? Rispondi a te stesso. C'è una risposta? Amen? Sì o no? O non c'è una risposta? Sono venuto. Eccomi qua. E vediamo cosa succede. No, non deve essere così. No? Il nostro cuore deve ardere per la presenza del Signore. Amen. Gloria a Dio. Di cosa noi stiamo parlando questo mese? Della famiglia, no? La prima domenica noi abbiamo parlato della famiglia in un modo generale, no? È stato molto bello, no? Anche gli uomini più duri, rigidi, no? Hanno guardato la moglie in faccia e ha detto: io ti amo, guarda. Ho saputo di qualcuno che non ha detto. Ma il Signore cambierà queste cose. Amen. Io prego tanto perché tutte le famiglie siano restaurate, no? Io penso che la cosa più bella che c'è è guardare negli occhi dei nostri coniugi e dichiarare il nostro amore. Quante volte lo fai durante il giorno? Ma io lavoro, pastore, cosa vuoi che dica? Ma non passi 24 ore al tuo lavoro, no? Quando arrivi, è pronta la cena? Com'è? Com'è il rapporto dentro casa là? Come funzionano le cose? Sei un romanticone? Quando arrivi, abbracci la tua moglie. Tu sei una romanticona? Prepari sempre qualcosa che piace al tuo marito, no? Per farlo felice. Guarda che oggi ho fatto un piatto di pasta bianca solo. Non è così, vero? No, casa vostra non è così, no? Signore, questo silenzio mi preoccupa. Quanti mariti stanno mangiando la pasta bianca ogni giorno lì a casa? Magari solo col burro o con un po' di olio di oliva così, no? Dai. Io penso che queste cose sono belle, no? Agire in modo che possiamo gradire il nostro marito, la nostra moglie. Queste cose aiutano a mantenere in piedi i nostri matrimoni, no? Ogni tanto guardare negli occhi, ogni giorno guardare negli occhi e dire: io ti amo. Anche in mezzo ai problemi. Anche in mezzo ai problemi. Magari stai passando per delle situazioni complicatissime al tuo lavoro, no? Ma anche così tu arrivi a casa, dai un bacio alla tua moglie, la abbracci forte così e guarda negli occhi: amore mio, mi sei mancato tutto il giorno. Ma non solo per farla felice, queste cose devono essere vere, no?
Una volta, ho anche già detto questa frase qui, non so se qualcuno si ricorda, una frase di Martino Lutero, dice che le donne devono comportarsi in modo che i mariti non abbiano voglia di uscire di casa. E i mariti devono comportarsi in modo che le donne non vedano l'ora che loro tornino a casa. Mi sono fatto capire? Questo deve essere il nostro comportamento. Quando l'uomo esce di casa, la donna deve sentire la sua mancanza, no? E quando noi siamo fuori, il nostro cuore deve ardere di voglia di tornare. Io lavoravo con un signore una volta, io facevo i turni e lui faceva giornaliero, no? E alle 4:30 finiva la sua giornata e lui poteva andare a casa. Ma lui era uno che faceva, ma tanti di quelli straordinari, no? Io penso che lui doveva prendersi 4-5 mila euro al mese, no? E lui era una bella posizione dentro dell'azienda, non è che prendeva male. E un giorno l'ho domandato, ho detto, ma come mai sei sempre dentro? Quando chiedono qualcuno, che lui faceva i collaudi, no? Nelle lastre di alluminio, misura, tutte quelle robe lì, lui faceva il collaudo. E ho detto, ma come mai sempre che chiedono qualcuno per fare il collaudo, tu ti offri per fare gli straordinari, sei sempre qui dentro? Lui ha detto, no, meglio stare qua che a casa con mia moglie. E quello mi ha rattristato così tanto, no? Ho detto, caspita, io penso che quando uno arriva a questo punto qua, è perché ha già esaurito tutti i modi di costruire un bel matrimonio a casa, no? Magari si sono dimenticati l'uno dell'altro per conto dei figli, abbiamo parlato un po' di questo l'altra domenica quando abbiamo parlato sulla famiglia, no? La moglie isola il marito isola la moglie, si concentrano sui figli, magari si concentrano sui problemi e finisce che questo rovina, questo congela il matrimonio. Il matrimonio diventa un iceberg, non c'è più comunicazione, non c'è più rapporto, uno non riesce più a guardare, non c'è più discorso, non riescono più a stare insieme, a parlare, a chiacchierare di nulla. E io penso che questa è una cosa bellissima. In Brasile noi diciamo jogar conversa fora. Come che eu poderia traduzir, Nicola? Aiutami. Como potrei tradurre questo in italiano? No. Sì, chiacchierare. Ma è più forte. Parlare del più e del meno. No, non di cose importanti, non che dobbiamo essere lì concentrati, ma ridere. Wow, che bello. No? Stare lì a raccontare, parlare male degli altri. No. Ah no, questo non si può, vero? No, questo no. No? Mettere le pettegolezze, aggiornare le pettegolezze, no? Questo no, questo no, questo no, no? Dovete stare attenti a queste cose. Ma è bello, è bello. È bello avere questi tempi, ma quello che succede tante volte è che mano a mano che si va avanti con il matrimonio, noi non cerchiamo di prendersi cura l'uno dell'altro e finiamo per allontanarci. E la cosa diventa meccanica. Sei sposato? Sì. Ma fino a che punto? Siamo sotto lo stesso tetto. Ma magari ho già sentito di coppie che dormono separati. Coppie che dormono separati. Questo è la fine. Coppie che hanno conti separati. Ma fratelli, voi lavorate insieme per gli stessi scopi. Come mai io ho i miei soldi e la mia moglie ha i suoi soldi? Amore, mi puoi prestare 100 euro perché non sono arrivato, sono al verde? No, e magari ti do indietro dopo quando arriva il mio stipendio, no? Ma tu quando prendi il stipendio? Il 5, no? Il 4, amore, domani mi fai il bonifico dei 100 euro che ti ho dato in prestito là.
vita separata, e questo non va bene. Ah, ma allora io non posso avere il mio conto e lui possa avere il suo conto? No, capita, perché a volte per conto di ricevere il bonifico e tutto quanto, ma intanto quei soldi che sono là nel conto di Mariana sono miei, e quelli che sono nel mio conto sono suoi. Noi condividiamo tutto. Non è che quelli sono suoi e lei spende con lei, e questi qua sono miei e io spendo con me. I figli che si arrangiano, no? Fratelli, sai che sono delle piccole cose che fanno che un matrimonio non sia davvero un matrimonio. Perché partendo dall'idea che quando noi ci siamo sposati, noi siamo diventati una sola carne, amen? Gli sposati avete giurato, no? Avete preso questo impegno di essere fedeli alla moglie e al marito fino alla fine, fino alla morte, no? E allora questo comprende condividere tutte le cose. Ah, ma se la mia moglie spende troppi soldi, e se la mia moglie spende troppi soldi, siediti con la tua moglie, fai una bella conversazione con la tua moglie. No, noi tendiamo a dire che solo le donne spendono i soldi, no? Ma ci sono tanti uomini che sono spendaccioni. C'è qualcuno che è spendaccioni qua? Vedi, anche io non sono di quelli più economici. Ma è vero, e a volte noi cerchiamo, noi creiamo dei rotoli, non so se si può dire, in portoghese li diciamo. No, creiamo delle idee così che finiscono per rovinare il nostro matrimonio. Fratelli, se siete casati, se siete sposati, siete uno, ma dovete fermarvi con queste cose. Il conto, se non può essere congiunto, io devo sapere qual è il saldo del tuo conto e tu devi sapere qual è il saldo del mio conto. Noi dobbiamo sapere delle mie cose e noi dobbiamo sapere delle sue cose. Queste cose vanno condivise. I problemi vanno condivisi. I problemi non sono del marito e i problemi non sono della moglie. Il problema è della coppia. I problemi sono della coppia. Non sei sposato ancora? Non sei pronto per questo? Allora non è sposati. Perché tutto quello che va all'infuori di questo contesto, che non funziona così, non è in accordo con la parola del Signore. Non va in accordo con la parola del Signore. Allora, se nel tuo matrimonio c'è qualcosa che non va, cerca di sistemarlo. Mariti che non si fregano per quello che la moglie piace, per quello che piace alla moglie. Moglie che non si preoccupano, che non si frega per quello che piace al marito. Ah, amore, questo piace a me, ma non piace a me. E allora? Allora non lo facciamo. Fratelli, quando noi ci siamo sposati, noi abbiamo preso questo impegno di fare felice. E questo fare felice, per fare questo ci vuole tanta rinuncia dalla nostra parte. Amen. Ci vuole tanta rinuncia. L'uomo deve rinunciare a tante cose per fare la donna felice e viceversa. Anche la donna deve rinunciare a tante cose per fare il suo marito felice. Qualcosa che è fuori da questo contesto è sbagliato, non è cristiano, non è dentro degli insegnamenti biblici. Non è dentro degli insegnamenti biblici. Siamo una sola carne. Siamo una sola carne. Quello che fa male a lei deve fare male anche a me. Quello che fa male a lui deve fare male anche a me. Io devo sentire il suo dolore, io devo sentire il suo peso, io devo preoccuparmi, intercedere e parlare, ascoltare. Io devo essere un buon ascoltatore, una buona ascoltatrice. Io devo essere sempre pronto a dare una mano. Amen.
come introduzione, una parentesi che è durata un po' di quello che doveva, no? Ma io penso che sono cose importanti da dire, perché tante volte noi trattiamo poco di famiglia nella Chiesa e queste cose vengono dimenticate o tante volte accantonate. A volte ci ricordiamo di quello, ma non lo facciamo perché intanto ci è comodo restare così com'è, no? Allora, guardate con attenzione il vostro matrimonio. Guardate con attenzione i vostri coniugi. Guardate con attenzione. Dedicate del tempo. Stateli vicini. Chiedete se le cose vanno bene. Chiedete se lui è felice. Hai mai chiesto? Amore, quali sono le tue aspettative? Io voglio essere più presente. Chiedi. Io riesco a farti felice. Prova a chiedere. La moglie, il marito, aprite il cuore, parlate con amore, con tranquillità, con serenità, ma aprite i vostri cuori uno all'altro. Amore, guarda, c'è questo qua che non va bene, c'è questo qua che non mi piace, c'è questa situazione qua che non va bene, noi dobbiamo sistemare questo qua, no? Non state lì a sopportare, a lasciare, magari un giorno cambierà. Non cambierà. Non cambierà. Andrà di male a peggio. Ho già sentito tante volte delle persone dicendo: io lo sopporto finché i miei figli sono piccoli. Tu sopporti il tuo coniuge finché i figli sono piccoli. E quando saranno grandi, cosa succede? Si sposano? Via? O vorrai andare insieme e abitare insieme al tuo figlio? Non credo, no? Vorrai vivere la tua vita da sola, da solo? Non penso sia un bel piano, no? Allora cerca di restaurare quello che hai in mano. È quell'uomo, è quella donna che tu hai guardato negli occhi e hai detto: guarda, io sono disposto a vivere per farti felice. No, ricordati, c'era qualcosa di buono in lui, c'era qualcosa di buono in lei. No, quando vi siete appassionati, non vi siete innamorati uno dell'altro. Sicuramente c'era. Scava in fondo, troverai qualcosa, no? Ma è importante che sia così. È importante che sia così. Una coppia malata genera dei figli malati, non malati di salute. Mi avete capito, vero? Così come siete, saranno anche i vostri figli. Voi siete esempi. Parlare non basta, questo vi dico, no? Dare dei consigli, parlare, questo qua, non basta. Ma quello che tu fai, questo resta registrato nella loro mente. Amen. Amen. Dai, fratelli, amen. Dai, gioia. Gioia, 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 gioia. Vale la pena lottare per i nostri matrimoni. Vale la pena lottare per i nostri coniugi, no? Intanto è questo che il Signore ci ha dato, no? Dobbiamo abbracciarlo con forza. Amen. Dai, scherzi a parte, no? Oggi noi parleremo, cerco di essere velocissimo, no? Faccio un riassunto aqui. Parleremo degli uomini, no? Aprite le vostre Bibbie, per favore, in Atti. Atti 13, Atti degli Apostoli 13, dal 21 al 22, noi leggeremo insieme, no? Noi abbiamo parlato sulla famiglia, abbiamo parlato su una donna secondo il cuore di Dio, no? Tina ci ha portato un bellissimo messaggio domenica scorsa parlando di Jochebed. Chi si ricorda chi era Jochebed? Chi era Jochebed? La mamma di Mosè, bravissimi.
E chi era Lloyd e Eunice? Vediamo. La mamma e la nonna di Timoteo. Che bravi che siete, no? Allora, Atti degli Apostoli 13, 21 e 22. Dice così: in seguito chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: io ho trovato Davide, figlio di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Amen. Puoi ripetere con me questo qua? No, io ho trovato. Poi potete rispondere con me, ripetere con me questo qua. Io ho trovato Davide, figlio di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Amen. Chiudete i vostri occhi, per favore. Caro Gesù, noi diamo grazie a te, Signore, perché tu ci hai dato l'opportunità di essere qui, dove noi ci riuniamo per cercare il tuo volto, per adorare te, Signore. Siamo in famiglia e questo è meraviglioso. Noi ti diamo grazie, Signore, per tutto quello che tu hai fatto questa settimana che abbiamo finito, Signore, e glorifichiamo il tuo nome per tutto quello che tu farai questa settimana che si inizia. Gloria al tuo nome, Signore. E noi abbiamo scelto di iniziare bene nella tua presenza, lodando, glorificando il tuo nome e sentendo la tua parola. Siamo desiderosi, Signore, che il tuo Spirito Santo ci parli stamattina, che il tuo Spirito Santo possa ministrare i nostri cuori, Signore. Noi chiediamo grazie, Signore, chiediamo il tuo favore, Signore, per capire la tua parola e che il tuo Spirito Santo possa toccare profondamente ognuno dei cuori che sono qui stamattina e che noi possiamo essere confrontati, cambiati, lavati dalla tua parola, che la tua parola possa compiere lo scopo per quale è stata inviata, che la tua parola possa lavorarci, Signore, in modo che noi possiamo essere ogni giorno più simili a te. Lavoraci, parlaci, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Uomini, quanti uomini noi abbiamo qui oggi? Quelli che sono sicuri. Amen. Non abbiamo nessuno indeciso qua, vero? Amen. Uomini, vi porgo una domanda. È facile essere uomo nei giorni d'oggi? Sì o no? Vi do qualche statistica che può un po' giustificare questo qua, no? Come abbiamo detto l'altra domenica, noi siamo in più o meno 58 milioni e 900 mila persone qui in Italia, no? E stiamo un po' diminuendo ogni anno, no? Vi ricordate di quello là, no? E allora, di questi 58 milioni, 51,2 sono donne, 48,7 sono gli uomini. Siamo già in minoranza, no? Abbiamo già iniziato bene. L'aspettativa di vita per le donne è di 85,2 anni. L'aspettativa di vita per gli uomini è di 81,1. Abbiamo perso anche lì, no? Dai morti per suicidio, questo qua è spaventoso. Dai morti per suicidio 78,8% sono uomini. Ci sono tanti uomini che stanno perdendo la testa e togliendo la vita. E questo è molto grave, è molto triste, no? E il più sorprendente è che un studio rivela, cerco di spiegare questo qua, no? Un studio rivela che gli uomini sono più insoddisfatti con il loro sesso che le donne. Ci sono più uomini che vogliono diventare donne che più donne che vogliono diventare uomini. Siamo già in pochi. Pensa Paolo. Siamo già in pochi, no? E quelli che restano
ci abbandonano. Siamo messi male uomini, siamo messi male, dobbiamo piegare le ginocchia e dobbiamo pregare. Non sono giorni difficili, sono giorni difficili, no? E questa è la statistica che parla degli uomini in Italia, no? Noi moriamo. L'unica cosa che parla un po' a nostro favore è che anche se viviamo meno, no? Se moriamo prima, la nostra qualità di vita è meglio di quella delle donne. Abbiamo guadagnato in un punto meno, no? O meno, le statistiche dicono che gli uomini hanno una qualità di vita un po' meglio di quella delle donne, anche se loro vivono meglio, ma vivono peggio, no? Vivono di più, ma vivono un po' peggio degli uomini. Sono le statistiche, no? E noi sappiamo che essere uomo oggi non è facile, ma non parlo della virilità, parlo di trovare uomini che siano uomini davvero, quelli che il suo parlare è sì, sì, no, no, quelli che onorano la sua parola, quelli che quando prendono un impegno può cadere il cielo che lui mantiene la sua parola. Oggi sono pochi gli uomini che sono così. Perché oggi dire una bugia, tornare indietro con la sua parola, no, è cancellare un impegno, è perché non ho avuto voglia di andare e tutto quanto. Queste cose oggi sono cose molto semplici di fare. Orietta, domani noi ci troviamo alle 3, no, e saremo lì e tutto quanto, no, manca un quarto, Orietta, guarda che non posso andare più, io non so. A volte non vengo e neanche avviso. Quando si avvisa, bene, no? Noi facciamo troppo presto a tornare indietro con la nostra parola e a volte sono giustificabili. A volte sono giustificabili, no? Queste disdette all'improvviso così. Ho avuto un problema, sto male, ho avuto un impegno all'improvviso così. Sono giustificabili. Ma tante volte noi facciamo questo perché non abbiamo voglia di andare. Anche se ho preso questo impegno, anche se ho detto che sarei lì, anche se lei ha dato disdette di altri impegni per essere lì, per parlare con me e tutto quanto, intanto che problemi ha? Che problemi ha? No? Non ci sono, mi dispiace e questo ci basta, no? Allora queste cose nei giorni d'oggi sono più normali che una volta, no? Una volta, non so se qua in Italia c'era un detto più o meno uguale a questo, ma in Brasile noi diciamo che la mia parola vale un filo del mio baffo. Non c'è nulla in Italia, no. In Brasile noi diciamo, no, la mia parola vale un filo del mio baffo. E questo voleva dire, se io ho detto, è così e basta, no? Questa è roba dei vecchi, no? Non degli uomini, era dei vecchi radici, non degli uomini Nutella oggi, come diciamo, come si dice lì in Brasile, no? E allora queste cose diventano un po' normali nei giorni d'oggi. Ma è accettevole? No, non è accettevole. La Bibbia dice sì è il tuo parlare, sì, sì, no, no. Quello che va oltre a questo è di precedenza divina. Amen? No. Come dice la parola? Chi conosce questo versetto? Cosa dice? Quello che proviene di questo, quello che va oltre a questo è di precedenza maligna. Maligna, procede dal diavolo, perché è il diavolo che è il padre della bugia, che ti insegna a mentire tutto il tempo, no? Allora, essere un uomo davvero oggi è complicato, perché tante volte tu devi nuotare controcorrente. Altro che essere un uomo secondo il cuore di Dio. Altro che essere un uomo secondo il cuore di Dio. Quando noi parliamo un uomo secondo il cuore di Dio, quello che ci viene prima in mente è Davide, no? Perché? Perché è stato detto questo da lui. Dio ha detto, guarda, fuori Saul, no? Saul, aiutatemi.
Saul. Fuori Saul, perché lui non ha fatto quello che avevo detto di fare, ha disobbedito i miei comandamenti, perché adesso io ho trovato, e questo si trova in 1 Samuele 13,14, no? Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e il Signore l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, perché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato, no? E questo è il problema, che tante volte noi non percepiamo, o questo ci sfugge, no? Che tante volte noi stiamo uscendo di quello che il Signore ha determinato per noi stiamo uscendo dalle vie che il Signore ha determinato, noi stiamo disobbedendo i comandamenti del Signore per la nostra vita, e a volte ci passa per la testa di essere un uomo secondo il cuore di Dio, e la cosa non è proprio così. Ah, pastore, ma io non sarò mai un uomo secondo il cuore di Dio come era Davide. Davide era un uomo perfetto. Davide era un uomo perfetto. Voi che conoscete la storia di Davide, sicuramente Davide ha fatto delle cose che voi non le farete mai. Ma cosa faceva di Davide un uomo secondo il cuore di Dio? Risponderemo fra un po', non perdete la seconda puntata. Amen. Arriveremo lì, no? Gloria a Dio. Guarda la persona che è a fianco a te lì, e guarda negli occhi e di così, guardando negli occhi: se Dio ha usato un'asina, userà anche te. Dall'altra parte adesso: se Dio ha usato un'asina, userà anche te. Vi spiego. No, non vi arrabbiate prima di sentire la storia. Chi si ricorda di questa storia? Chi si ricorda? Fratelli, voi dovete leggere la Bibbia. Questa storia c'è nella Bibbia. C'è nella Bibbia, è biblico questa cosa, no? E allora, e questo è diventato una cosa così, no? Per esempio, un pastore una volta all'inizio del suo ministero è andato a predicare in una chiesa, no? È stato invitato, e lui era lì un po' nervoso, no? Perché doveva predicare, la chiesa era grande, e arriva una sorella cercando di dare una parola di incoraggiamento, e lo dice: pastore, vedo che sei un po' nervoso. E lui dice: sorella, sono un po' nervoso, no? È la prima volta che predico fuori dalla mia chiesa. No, pastore, stai tranquillo, Dio ha usato un'asina, userà anche te. Una parola di incoraggiamento, no? E allora questa storia c'è scritta là in Numeri, che dice che Balaam, un profeta del Signore, doveva andare da un re, no? Perché questo re stava chiedendo che lui profetizzasse contro il popolo di Israele, solo per farvi capire questa storia, no? E allora, in mezzo alla strada, appare un angelo proprio davanti l'asina, no? L'asina si ferma, ma lui non vede l'angelo. E allora, vai, e l'asina è bloccata lì, e lui picchia l'asina, no? E l'asina si devia dall'angelo e vai un po' più avanti, e l'angelo si mette davanti all'asina di nuovo, e seconda volta lui picchia l'asina vai, finché l'angelo si mette in un posto dove non c'è modo dell'asina passare, no? E allora lui per la terza volta picchia l'asina. E quello che è più interessante, che Dio dà, potete leggere là dopo, non la sto inventando, Dio dà la capacità all'asina di parlare con lui. E fanno una bella chiacchierata loro due. Ma perché mi picchi? È perché io voglio che tu vada avanti e tu non vai. No, pensa a te, non si passa uno e vedi lui che parla con l'asina. No? E allora, dopo i suoi occhi si aprono e lui vede l'angelo davanti a lui, e l'angelo dà il messaggio: no, devi andare là, vai lo stesso, però parlerai quello che io ti dirò di parlare. Tu non parlerai contro il popolo di Israele, ma parlerai quello che io ti metterò in bocca. E allora è venuto fuori questo qua. No, fratelli, guarda che non ce la faccio. No, se Dio ha usato un'asina, usa anche te. No, sei un po' migliore. No? Ma questo per dire che
quando un profeta veniva a casa di una persona in quei tempi là, era una cosa molto importante. Era una cosa molto importante. Non era per niente, non era solo per fare una visita, solo per vedere come stavano le persone. E Samuele è andato alla casa di Esse, o Isai, no? Ci sono delle traduzioni lì che ci sono le differenze di nomi, no? Samuele va a casa di Isai e dice: guarda che io sono venuto qui oggi per sacrificare con te. Wow, caspita, un profeta dalla qualità di Samuele che viene a casa mia per sacrificare con me. Riuniamo tutta la famiglia, chiamiamo tutti quanti qua, no? Facciamo festa perché il profeta è venuto a casa nostra, c'è qualcosa, alleluia, facciamo festa e tutto quanto. E allora Jesse cosa fai? Raduna tutti i figli, si mette là e comincia a festeggiare. E allora Samuele guarda e dice: guarda che Dio mi ha detto di venire qui e consacrare un tuo figlio perché questo sarà re su tutta l'Israele. Io penso che le gambe di Jesse hanno cominciato a tremare, no? Perché wow, il mio figlio, una famiglia così piccola e tutto quanto, no? Allora metti in fila qua tutti i tuoi figli. Questo qua non mi ricordo i nomi di loro, uno era Abinadab, aiutatemi, Abinadab, erano 3, dai. Allora quello più grande, Samuele lo guarda e dice: wow, ma sicuramente è questo qua, ma guarda, è forte, bello, grande, no? È uomo già fatto, è questo qua che Dio consacrerà. E lui va nella sua direzione e il Signore dice: oppa, fermo là, che non è questo qua, non è questo qua. E Dio guarda, e Dio dice una cosa interessante: tu guardi l'aspetto, ma io guardo il cuore. Il secondo, bello forte anche lui, neanche questo. Il terzo, neanche. Il quarto, il quinto e tutto quanto, e poi dopo c'erano le femmine, e lui ha detto: oh, ma c'è qualcosa che non va. Dio mi ha detto che tra i tuoi figli sarebbe consacrato uno per essere re di Israele. Se sono tutti i tuoi figli qua, allora c'è qualcosa che non va. Ah no, guarda che mi sono dimenticato, c'è un altro. Fratelli, Davide non era neanche stato invitato per la festa. Disprezzato, poverino, era là con le pecore là. Ah no, guarda Samuele, c'è un piccolino, magrolino così, e lui è là che si prende cura delle pecore. Ma come non lo ha invitato? No, ma intanto cosa cambia? No, dai, chiamalo. E la parola ci racconta che hanno chiamato Davide, e quando Davide è arrivato, subito lo Spirito Santo ha parlato nel cuore di Samuele: è quello lì, puoi ungerlo perché questo sarà re sopra Israele. No? E la parola ci racconta, voi potete leggere là, prima Samuele, no? Prima Samuele dice che in quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Lo Spirito del Signore investì Davide. Samuele 16, da 11 al 13. No? In quel momento lì lo Spirito investì Davide e Davide fu pieno dello Spirito Santo. No? Fratelli, tutti noi siamo improbabili. Tutti noi siamo improbabili. Uomini, tutti noi siamo improbabili. Così com'era Davide. Così com'era Davide. Come ho detto poco fa, magari no, io spero proprio di no, che voi non farete mai le cose che hanno fatto Davide. Voi non farete mai le cose che ha fatto Davide, no? E anche così, anche se Dio sapeva tutto quello che Davide farebbe, ma Davide è stato scelto lo stesso per essere re su Israele. Anche se nella sua famiglia lui era il più piccolo, magrolino, no? Piccolino là, ma lui sapeva chi era in Dio e Dio conosceva il suo cuore. Fratelli,
I nostri cuori fanno la differenza. Prima di iniziare il culto stavo parlando questo con i ragazzi del gruppo di musica qui. Il Signore mi sta parlando tanto questo questi giorni, no? Soprattutto quello che devi guardare. Guarda il tuo cervello. È così che dice la parola? Non è. Guarda il tuo pancreas, guarda il tuo reni, guarda il tuo stomaco. Lo stomaco deve guardare, attento con il stomaco, no? Ma custodisce. Scusa, stavo parlando in portoghese qua, no? Custodisci il tuo cuore. È questo organo, perché? Perché dal tuo cuore vengono le sorgenti di vita. Noi dobbiamo guardare il nostro cuore, perché un altro versetto dice che ingannoso è il cuore dell'uomo. E stavo parlando con loro, tante volte il nostro cuore ci fa pensare che noi siamo nella presenza del Signore, e non è così. E non è così, noi dobbiamo stare attenti con il nostro cuore, perché è il nostro cuore che ci porterà più vicino al Signore. È il cuore che fa la differenza. Di cosa è pieno il tuo cuore? La Bibbia ci parla anche che la bocca parla di quello che è pieno il cuore. Allora di quello che è pieno il tuo cuore è quello che la tua bocca dichiarerà. Fratelli, sono tutti versetti biblici, Sono tutti versetti biblici. Allora noi dobbiamo stare attenti di come va il nostro cuore, dobbiamo stare attenti come va il mio cuore, di cosa è pieno il mio cuore, dove è puntato il mio cuore, cosa ho dentro del mio cuore, quali sono i pensieri, quali sono i desideri del mio cuore. Quali sono i desideri del mio cuore? Ma il Signore non mi userà mai, il Signore non farà nulla attraverso di me, perché sono piccoli, sono deboli, sono questo, sono quello, ho delle cose da sistemare nella mia vita. E chi non ha cose da sistemare nella sua vita? E chi non ha problemi da affrontare nella sua vita? Se noi guardiamo un po' la storia degli uomini della Bibbia, ci sono tanti uomini che hanno peccato, e hanno peccato di brutto davanti al Signore, ma la differenza è che loro riconoscevano chi era Dio. Loro riconoscevano chi era Dio, non erano loro che facevano, ma era Dio attraverso di loro, no? Allora se Dio ha usato Davide, può usare anche me. Se Dio ha usato Davide, può usare anche te. Amen. Cosa che noi possiamo imparare con Davide? Davide era uno che riconosceva i suoi errori, quello che Mirava stava dicendo, no? Quando lui peccava, e questo noi facciamo ogni giorno, ma la differenza è che anche dopo essere il re, lui non si prendeva la sua posizione. Quando lui peccava, lui si vestiva di sacco, andava fuori là, si copriva di cenere e si umiliava davanti al Signore e piangeva davanti al Signore. Lui riconosceva che non poteva andare avanti senza la presenza del Signore. Prima Cronache 21:8. E così Davide disse al Signore: ho gravemente peccato facendo questa cosa, ma ora ti prego, rimuovi l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Lui faceva presto a riconoscere il suo peccato e a pentirsi davanti al Signore. Magari è questo il problema che ci allontana dal Signore, è questo il problema che fa raffreddare il nostro cuore. Noi siamo lì e non cerchiamo di riconoscere il nostro peccato. Intanto è un peccato piccolino così. Lascia stare, vai avanti, ci dimentichiamo. No. Ho fatto la cosa sbagliata, io devo andare dal Signore oggi e chiedere perdono, perché magari resta là e dopo domani io non mi ricordo più. E vai uno, e va l'altro, e va l'altro, e va l'altro. Noi ci abituiamo al peccato e questo porta raffreddamento nel nostro rapporto con il Signore. Ed era questo che Davide era preoccupato. Davide era molto preoccupato
con il suo rapporto con il Signore, io non posso avere nessun tipo, ma per niente, io non posso avere nulla che sia di ostacolo tra me e il Signore. Signore, ho bisogno della tua presenza, no? Salmi 51, è bellissimo questo salmo, leggeremo dall'1 al 12. Salmi 51, dall'1 al 12, sempre salmi di Davide. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Poiché riconosco le mie colpe. Tante volte noi cerchiamo di arrivare davanti al Signore e fare l'avvocato nostro, no? Guarda Gesù, ho fatto questo perché c'è quella situazione lì. Cerchiamo in qualche modo di giustificare la cosa sbagliata che noi abbiamo fatto, e non è questo, no? Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, no? Lui sta parlando qui del suo peccato con Betseba, no? Solo per capire la situazione, lui sta parlando del suo peccato con Betseba quando lui quando lui ha ucciso Urias. Non so se si dice Urias in italiano, Uria magari, no? E allora ecco, io sono stato generato nella iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con insopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Alleluia! E questa deve essere la nostra preghiera davanti al Signore. Lavami e io sarò più bianco della neve. Amen. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia. Questo è importante. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia. Perché quando noi siamo nel peccato non c'è nulla che rallegra il nostro cuore. I nostri giorni diventano grigi, la nostra gioia si svanisce. Perché? Perché questo peccato comincia a pesare sulle nostre spalle. Il peccato va confessato. Queste cose noi raccontiamo al Signore e chiediamo perdono, no? Io ripeto questo qua tante volte, il peccato è come l'umido, va messo via ogni giorno, va buttato via, non messo via, per favore, va buttato via ogni giorno. L'umido va buttato via ogni giorno, perché? Perché sennò puzza, no? Il nostro peccato è la stessa cosa, dare dentro il tuo cuore. Vede come va la tua vita col Signore. Amen. Rendimi la gioia della salvezza e un spirito volenteroso mi sostenga. Alleluia. Devo correre. Una cosa che era bella, Salmi 139, 23 e 24. Esamina, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Questa deve essere la nostra preghiera ogni giorno. Signore, guarda dentro, guarda nel profondo del mio cuore se non c'è qualcosa di nascosto là che magari neanche io mi sono accorto, e tira fuori tutte queste cose in modo che io possa confessare il mio peccato davanti a te e che noi possiamo sistemare le cose e che io possa camminare nella tua presenza, no? Prima Giovanni 1,9 dice così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. È una promessa. Le orecchie del Signore sono attente alla nostra preghiera. Lui è accanto al Padre, è nostro avvocato. La Bibbia dice questo, no? Nello stesso libro di Giovanni, se andate un po' più avanti, Giovanni dice così: figlioli miei, vi scrivo questo perché non pecchiate, ma se pecchiate avete Gesù Cristo il vostro avvocato, il giusto. Gesù Cristo è il nostro avvocato. Oh, ma guarda che Daniel ha fatto questo di sbagliato lì. E Gesù dice a Padre: Padre, ho versato il mio sangue anche per quello peccato lì. Lui è già stato giustificato. È il nostro avvocato.
è il nostro avvocato che intercede giù insieme al Padre per noi. Amen. Amen. Siete convinti di questo? Allora Davide era un uomo che riconosceva i suoi errori. Amen. E altra cosa che toccava il cuore di Dio, Davide desiderava e cercava la presenza del Signore. Salmi 27:1. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, a chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se si infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e questa ricerco. Una cosa ho chiesto al Signore e questa ricerco, con tutte le mie forze ricerco, abitare nella sua casa, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Alleluia. Questo era l'obiettivo di vita di Davide. Cercare in ogni modo, con tutte le sue forze, la presenza del Signore e stare nella sua presenza tutto il tempo, no? Di non dare per scontato. Intanto sono andato nella chiesa 2 ore questa settimana, questo mi basta, domenica prossima ci vediamo di nuovo. No, ci vuole molto più di questo per avere un rapporto di intimità con il Signore. Ci vuole molto più di questo, no? Salmi 51, 16, 17. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. Né gradisce olocausti. Sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto, no? Un cuore che soffre per conto del peccato. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Amen. Siete con me? Siete attenti lì? Geremia 29:13 dice così, e questo qua penso che tanti di voi lo sapete già a memoria, perché io ripeto tanto questi versetti qui. Voi mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete in che modo? Amen. Dai, venite con me. Voi mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete. Possiamo? Vabbè che siamo in pochi oggi, no? Ma possiamo dire bel forte così, con più entusiasmo. Voi mi cercherete, mi troverete, quando mi cercherete. Amen. Bello che ci sei tu. Voi mi cercherete e mi troverete, quando mi cercherete, non in qualche modo, non senza interesse. Se trovo, se non trovo va bene. Ci vuole determinazione, ci vuole impegno. Sì o no? Voi mi cercherete, mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. È questo che Geremia sta dicendo. Quando voi dedicherete del tempo, quando voi sarete lì impegnati in preghiera, leggendo la parola, quando voi dedicherete del tempo nel vostro segreto, cercando la mia presenza, voi mi troverete. Io non sono nascosto, io non mi nascondo di voi, anche io sono qui. Io sono qui, ma il peccato crea una barriera, il peccato ci acceca. E noi non riusciamo a vedere quello che noi stiamo cercando. Ma quando noi cerchiamo con la giusta motivazione, noi lo troviamo, è lì davanti a noi. Wow, Gesù, eri così perto, io non ti vedevo. Cazzo, non sapevo che tu eri così facile da raggiungere. Wow, serviva solo questa cosa qua, così semplice. Ho sistemato questo e tu, sei qua. Alleluia, gloria a Dio. Lui è sempre stato lì, ma noi non lo vedevamo. Gesù è sempre aperto, è sempre vicino, non ci abbandona mai.
Lui ha promesso questo. Ma tante volte noi ci lasciamo portare per le cose della nostra vita, che i nostri occhi si appannano e noi perdiamo la visione di chi è Gesù Cristo, di chi è il Signore della nostra vita. Cerca con tutto il cuore, cerca con tutto il cuore. Davide nei suoi ultimi giorni di vita, lui chiama Salomone, che doveva assumere il trono di Israele, e lui comincia a dare dei consigli. Prima Re 2, versetti 2 e 3, lui dice così: io mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra. Cosa vuoi dire? Sto morendo, no? E allora guarda cosa lui dice a Salomone: fortificati e comportati da uomo. Fortificati e comporta da uomo. Ma lui non stava dicendo sii uomo virile, fa tanti figli, anche se lui un po' l'ha preso per questo, perché aveva un harem con 1000 donne, no? Ma lui, il consiglio che il suo papà stava dando a lui stava dicendo: sii uomo di parola, sii uomo responsabile, sii uomo che ama la tua famiglia, sii uomo che provvede ai bisogni della tua famiglia, sii uomo come esempio per i tuoi figli, sii uomo che fa la differenza nella vita dei tuoi figli, sii uomo che onora la tua famiglia, sii uomo il migliore dipendente dall'azienda dove tu lavori, sii uomo che non si tira mai indietro di quello che tu hai detto, sii uomo, sii responsabile. È questo che il Signore stava dicendo. Tu devi capire il tuo ruolo e devi andare sopra quello che la Bibbia dice che tu devi fare. Il Signore ci ha chiamati per essere uomini davvero. Il Signore ci ha chiamati come uomo che devono onorare la loro famiglia, e è questo che noi dobbiamo essere. È una grande missione. Oh sì, è molto grande la nostra missione, è una grossissima responsabilità, ma sì che è una grossa responsabilità. Le nostre donne ci aiutano, oh, ma si aiutano, no? Ho già detto tante volte qui, non esiste la mia vita senza la vita di Mariana, non c'è modo. Il Signore ci ha legato in un modo che io non... Stare qui senza di lei per me ogni domenica è una sofferenza, no? Perché lei è sempre seduta lì in quella prima riga di sedie e lei mi corregge, mi guarda, e solo per il suo sguardo io capisco le cose, no? Noi amiamo stare insieme, noi ci conosciamo, ci sosteniamo e tutto quanto. Io guardo che questo, io penso che questo è essere uomo. Sostenere la mia moglie, la mia famiglia in ogni cosa, essere il migliore. Essere il migliore in ogni cosa. Ah, ma io non sono come quello là è molto meglio di me. No, non è in questo senso, è essere il migliore dentro delle tue possibilità, è non accomodarci nelle tue debolezze, è cercare di essere sempre un po' meglio di quello che sei, innovarci, cercare cose nuove. Ah, ma guarda che questo non funziona, cambia il metodo. C'è qualcosa che non va nella mia famiglia, siediti, parla, sistema le cose, sei tu il capo. La responsabilità è sulla tua testa. C'è qualcosa che non va, prendi il controllo, risolvi, non lasciare la tua moglie da sola. La tua moglie è sbrigata, sii sbrigato anche tu. Lei ci aiuta, ma stia al suo fianco. È la nostra responsabilità. Siamo stati chiamati per essere uomo. Va e comportati da uomo. Vai e comportati da uomo. Vai
e comportati da uomo. È questa la nostra chiamata, uomini di Dio. È questa la nostra chiamata. Siamo improbabili. Siamo improbabili come era Davide. Chi di voi vi siete sposati già in grado di sostenere la famiglia e di mandare avanti la famiglia? Penso che nessuno, no? Noi abbiamo imparato e stiamo imparando con i nostri errori. Sì o no? Stiamo imparando con i nostri errori. La missione è pesante, ma se Dio ce l'ha data è perché Lui si fida di noi. Batti sul petto così e ripeti con me: Dio, dai, metti la mano sul petto così, uomini, forza. Dio si fida più di me che me stesso. Dio si fida più di me che io stesso. Correggendo, che io stesso. Ed è vero. Paolo, Dio si fida più di te che tu stesso. Ci saranno delle cose che Dio dirà: Paolo, fai, e tu dirai: non sono in grado. E il Signore dirà: vai avanti perché io sono con te. Ma non posso, Signore. Vai avanti che io sono con te. Ma Signore, non ce la faccio. Vai avanti perché io sono con te. È successo così con tanti uomini di Dio, no? E succede anche a noi. Succede anche a noi. Ma se il Signore ci ha dato una famiglia, perché noi siamo in grado di amarla, proteggerla, rispettarla, provvederla, provvedere per lei. È perché noi siamo in grado di fare. Ci saranno i momenti difficili? Oh, sì, ci saranno. Sempre. Ma l'importante è capire che non è nella forza del nostro braccio. Non è nella forza del nostro braccio. E questo Davide sapeva bene. L'anima mia desidera la tua presenza, diceva lui. Così come la cerva cerca i corsi d'acqua, no? Così l'anima mia anela te. Questo era il cuore di Davide. Il cuore di Davide bramava. C'è questo termine in italiano? Bramava. Il cuore di Davide bramava per la presenza del Signore. Il cuore di Davide cercava la presenza del Signore con tutte le sue forze. Perché? Perché lui sapeva che nei momenti più difficili era la presenza che lo aiuterebbe ad andare avanti. Senza la presenza non c'è senso. Ricordatevi di Mosè. All'inizio io volevo anche parlare di lui, perché lui è uno dei miei preferiti sulla Bibbia dopo Gesù, no? E c'è un momento che Dio dice a lui: prendi il tuo popolo e via, vai. E lui dice: Signore, senza la tua presenza io non muovo i miei piedi di qua. Signore, senza la tua presenza io non ci vado da parte nessuna. Ma non è affrontando Dio, volendo dimostrare la sua autorità, essendo ribelle a quello che Dio stava dicendo. No, è dipendenza. Dipendenza di sapere che non riesci proprio a farcela senza di Lui. E Davide era uguale, identico. Il mio cuore brama per la tua presenza. Io non posso fare senza la tua presenza. È la tua presenza che mi sostiene, che mi guida, che mi fa andare avanti. È la tua presenza che mi dà idee, progetti, che aiuta a mettere in atto i miei piani, i miei progetti. È la tua presenza che sistema tutto. È la tua presenza che mi aiuta a sostenere la mia famiglia. È la tua presenza che mi leva alla tua presenza. Perché più pieno di te io sono, più io voglio stare nella tua presenza. È la tua presenza che definisce le cose.
E è lì che deve stare la nostra attenzione. Noi dobbiamo stare vicino al Signore. Noi dobbiamo essere consapevoli di che senza la sua presenza noi non ce ne andiamo da nessuna parte. Uomini, sii forti e coraggiosi. Cerca di mettere in pratica tutto quello che c'è scritto nella parola del Signore. Non soltanto ascoltarla, ma mettere in pratica. Ricordatevi di Giosuè. Leggete a casa Giosuè, capitolo 1 fino al versetto 8. Giosuè sta assumendo la posizione di Mosè. Non era un compito facile, ma quello che il Signore parla tutto il tempo: sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso. E dicono gli studiosi, io non ho mai contato, ma dicono gli studiosi che c'è questa parola 365 volte nella Bibbia, una per ogni giorno dell'anno. Allora il Signore sta dicendo a te, uomo forte e valoroso, non aver paura, non aver paura. Noi non abbiamo ricevuto un spirito di timidezza, noi non abbiamo ricevuto un spirito di timidezza, ma abbiamo ricevuto un spirito di audacia. Siamo forti, siamo forti, siamo forti, ma non perché siamo forti, ma il Signore ci fa forti. Amen. Siamo in grado, possiamo farcela. Uomini, ricordatevi delle parole di Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Mettiamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Che lo Spirito Santo continui a ministrare ai vostri cuori. No? Ho dovuto correre un po' perché siamo avanzati nel tempo, ma che lo Spirito Santo possa continuare a parlarci, che questo non cada nel dimenticatoio già fra un'ora. Quando siamo a casa mangiando già abbiamo dimenticato tutto, ma che lo Spirito Santo possa ministrare e che noi possiamo capire la nostra posizione nel Signore. Siamo più che vincitori, improbabili sì, ma con Dio noi possiamo fare grandi cose. Con Dio noi faremo dei prodigi, con Dio noi faremo prodigi. Chiudi i tuoi occhi, per favore. Quali sono le cose che ti impediscono di assumere la tua posizione? Quali sono le cose che ti preoccupano? Magari non sei bravo a parlare, magari non sei bravo a esporre i problemi, magari non sei bravo a chiedere aiuto. No? Tante volte noi ci chiudiamo in noi stessi e pensiamo che il tempo guarisce le cose. No, il tempo peggiora le cose. Il tempo non guarisce nulla. La ferita resta aperta e fa sempre più male quando viene ricordata. È importante guardare il Signore. Apri il tuo cuore con il Signore, cerca il Signore con tutte le tue forze. Noi abbiamo cantato oggi: Gesù, tu sei il centro di tutto. Dopo abbiamo detto: tu sei il centro della mia vita. Fai di Gesù il centro della tua vita. Fai di Gesù il centro della tua vita e le cose cambieranno. Cerca il Signore con tutto il tuo cuore e le cose cambieranno. Dichiara davanti a tutto il mondo spirituale la tua dipendenza dal Signore e le cose cambieranno. Metti Gesù Cristo al centro. Metti Gesù al centro della tua vita e le cose cambieranno. Caro Gesù, noi ringraziamo Te per questa parola, ringraziamo Te, Signore, per questa parola di incoraggiamento. Noi sappiamo, Signore, che
anche se siamo deboli, improbabili, piccolini, come era Davide, tu puoi fare grandi cose, Signore, attraverso la nostra vita. E vogliamo dichiarare, Signore, che siamo disposti e disponibili, Signore, che siamo qui. Usati di noi, insegnaci ad essere uomini davvero, Signore, che la nostra parola, Signore, sia sempre sì o no. Che noi possiamo essere responsabili, degni, esempi per la nostra famiglia, esempi, Signore, per i nostri figli. Che noi possiamo essere esempio, Signore, nel nostro posto di lavoro, ovunque siamo, Signore, che noi possiamo essere esempio di uomini di Dio. Che noi possiamo essere davvero uomini secondo il tuo cuore, come era Davide, un cuore infranto, Signore, che riconosce la situazione di peccato, che cerca la tua presenza con tutto il cuore, che dedica del tempo per stare nella tua presenza, che cerca di conoscerti leggendo la tua parola, meditando nei tuoi comandamenti, Signore. Uomini che cercano te, uomini che vogliono ogni giorno essere più simili a te, Signore. È questo lo scopo, e che il tuo Spirito Santo possa prenderci per le mani e aiutarci in questa camminata. Perché tante volte noi ci perdiamo in mezzo a tante cose, in mezzo agli impegni, preoccupazioni, in mezzo alle nostre cose. Allora aiutaci. E noi ti chiediamo, come ha chiesto Davide, Signore, scruta il nostro cuore, esamina là in fondo, esamina il nostro cuore e vedi, Signore, se c'è qualcosa che non va. Esamina il nostro cuore, vedi se c'è qualcosa che non va e tira fuori queste cose in modo che possiamo sistemare, Signore, perché noi sappiamo che il nostro peccato, Signore, se non viene confessato, Signore, questo pesa sulle nostre spalle, ci allontana da te, crea una divisione tra noi e te, Signore, e noi non vogliamo stare senza la tua presenza, non ce la facciamo senza la tua presenza, desideriamo la tua presenza. Allora che il tuo Spirito Santo possa lavorarci ogni giorno, che il tuo Spirito Santo possa cambiarci ogni giorno. Hai il consenso, Signore, hai libertà totale sulla nostra vita, sul nostro cuore. Parla con noi, parla al nostro orecchio, parla al nostro cuore, cambia la nostra vita, trasformaci in quello che è Gesù, il nostro modello. Dacci orecchi alla tua voce, orecchi sensibili, cuori sensibili alla tua voce, che noi possiamo sentire te e camminare sulle tue vie ogni giorno della nostra vita, in modo che il tuo nome sia glorificato, in modo che il tuo nome sia onorato dalla nostra vita, dal nostro comportamento, dalla nostra posizione nella tua presenza. Noi ti glorifichiamo nel nome di Gesù. Amen. Applaudiamo il Signore. Primo giugno noi abbiamo il culto di 12 ore, no? Organizzatevi, no? Non dovete stare qui le 12 ore, se volete, ottimo, no? Ma se non potete stare qui le 12 ore, potete prendere una parte del tempo. No, dalle 10 alle 22 noi saremo qui adorando il Signore. Allora venite, partecipate con noi, ci saranno anche altre chiese che hanno già confermato che saranno con noi. Sarà un tempo di benedizione nella presenza del Signore. Non mancate, no? Sarà un tempo molto bello, no? E manca qualcosa che ho dimenticato? Ieri noi abbiamo fatto la registrazione della musica nuova. Stiamo lavorando su questo, pregate per il gruppo di musica che si stanno dedicando tantissimo su questa cosa, no? Ieri sono stati qui dalla mattina fino alle 5-6 di pomeriggio registrando chitarre, basso, le voci, no? Abbiamo lavorato ieri e guarda, abbiamo visto solo un spoiler così, caspita, rimarrà molto bello, molto forte, no? Il Signore ti sta benedicendo. E lodato sia il Signore per la vita di tutti i nostri fratelli che stanno lavorando su questo. Amen. Giovedì c'è la riunione di preghiera, non mancate, venite. Venerdì c'è la riunione con i giovani, incentivate i vostri giovani a venire. Giovani, parlate tra di voi, organizzatevi in modo che possiate essere in tanti qui. Genitori, buttate i vostri figli fuori di casa e mandate loro in chiesa
ogni venerdì, no? E anche ogni domenica. Amen. Mettiamoci in piedi, preghiamo il Signore. Caro Padre, grazie per questa mattinata meravigliosa. Grazie per tutto quello che tu ci hai parlato, Signore. Grazie per gli insegnamenti della tua parola. Continua a parlarci, Gesù, attraverso il tuo Spirito Santo. E portaci, Signore, curiosità. Dacci curiosità in modo che noi possiamo fare delle ricerche nella tua parola su tutto quello che è stato detto qui e che noi possiamo crescere nella tua presenza. Noi preghiamo per i nostri fratelli che sono a casa, tutti quelli che sono malati, quelli che non hanno potuto venire per qualche problema. Preghiamo per la vita di Mariana, Signore, dà la tua benedizione, so che lei è lì, che ti segue da casa, Signore. Allora dà la tua benedizione, raggiunge il suo cuore, conforta il suo cuore, porta consolo, Signore, gioia. Noi preghiamo nel nome di Gesù che la sua salute sia restaurata. Nel nome di Gesù noi ci accordiamo, Signore, nel nome di Gesù, nello stesso Spirito intercediamo per la sua vita, Signore, e preghiamo per tutti gli altri fratelli, Signore, quelli che non sono venuti per qualsiasi motivo, Signore, ma che la tua benedizione possa raggiungere loro e che domenica prossima noi possiamo essere in tanti qui nella tua presenza. Portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una domenica benedetta, Signore. Benedici il culto di Vicenza, questo pomeriggio lì, Signore, che anche lì, Signore, la tua parola possa toccare i cuori e benedire le vite che saranno lì. Nel nome di Gesù, noi preghiamo così, Padre, nel tuo nome. Amen. Che Dio vi benedica, salutatevi, no? O meno 5 persone prima di andare via, no?